questa mattina è una mattinata all'insegna delle premiazioni. Ci può spiegare nello specifico che cosa verrà fatto? In effetti è dedicata a quella che è stata la prima idea di premiare uno studente nella scuola enologica di Conegliano, un'idea che è nata da Ettile Carpenè, la seconda generazione, figlio di Antonio, che nel 1902, alla morte del padre, decide di istituire questo premio, un premio importante perché va a premiare lo studente più meritevole in assoluto. Ci sono una serie di parametri realmente rigidi, fatto sta che dal 1902 al 2021 sono state assegnate solo, per modo di dire, 63 medaglie, incluse quelle di oggi. In effetti sono 2 perché l'anno scorso era stato saltato l'esercizio per le questioni pandemiche. Dicevo 63 medaglie, comprese quelle di oggi, anche perché alcuni anni ci si è dovuti fermare per calamità belliche, alcuni anni lo stop è stato per calamità naturali, altri per demeriti. Ecco perché lo statuto prevede una serie di parametri molto rigidi, per cui questo riconoscimento è un riconoscimento al merito vero e proprio di uno studente che durante il corso dei suoi 5 anni in questa scuola enologica di Conegliano riesce appunto a guadagnarsi i migliori parametri per poi ottenere la medaglia d'oro. Una medaglia storica, una medaglia che poi ne ha lanciato un'altra, che in effetti è una borsa di studio internazionale dedicata a Itilia Carpenè La Rivera, che è la 6ª generazione della famiglia Carpenè. In questo caso è stato il nonno Ettile, nel 2016, che ha indetto questa borsa di studio guardando al futuro, quindi guardando la nipotina, e la prima assegnata è stata nel 2018, oggi facciamo un rilancio di questa borsa di studio perché poi in effetti sarà consegnata nella prossima primavera, nella primavera del 2022. 2 premi al merito, 2 premi agli studenti della scuola di Conegliano e nel caso della borsa di studio anche alla Fondazione ITS, sempre di Conegliano. Allora, la sinergia con la Carpenè è una sinergia che dura da tantissimi anni, ci sono senz'altro altre iniziative che vanno sempre nell'ottica della valorizzazione, ma questa per noi è particolarmente importante perché l'azienda Carpenè porta avanti un'iniziativa che è partita proprio dal benemerito Antonio Carpenè e che mira proprio a valorizzare le eccellenze del nostro istituto. In modo particolare quest'anno consegneremo 2 medaglie d'oro per un ragazzo che si è diplomato con il massimo dei voti e ha avuto un percorso scolastico impeccabile nel 2019-20 e anche un altro nostro alunno nel 2021. Sono stati dei ragazzi che veramente si sono distinti per risultati di apprendimento eccellenti, comportamento, condotta sempre caratterizzata proprio dal 10, e uno dei 2 tra l'altro è stato anche un convittore, quindi ha dimostrato nel tempo di avere un'autonomia, un senso di responsabilità, una capacità di stare con gli altri particolarmente spiccata. Un augurio che vuole fare in generale a tutti gli studenti, anche all'insegna di questi premi al merito? Allora, gli studenti, una buona parte degli studenti oggi parteciperanno, qualcuno in presenza, tutti gli altri dalle loro aule a distanza. Voglio dire questo, cogliete queste occasioni perché siano occasioni di stimolo per migliorare e soprattutto per migliorare proprio intanto la propria carriera scolastica, ma che poi avrà una ricaduta nel lavoro, ma anche da un punto di vista semplicemente umano e personale che non ha paragoni con altro.